Trovate amici della Wii Sport, un saluto da Claudio Costanzo e quest'oggi dal campo di Garde Sportive Mini Marina vi racconterei la 24esima giornata del campionato di promozione siciliana ad affrontarsi in città di Messina, che ospita il Giardini Naxos, padroni di casa reduci da 2 vittorie, l'ultima in casa del Real Aci, grazie al colpo di testa vincente di Cardia. Ospiti a quota 22 punti in classifica, distano 5 dalla zona play-out. Con l'ausilio delle nostre grafiche speciali andiamo a scoprire gli 11 scelte Mister Bellinvia quest'oggi, con Maisano tra i pali che sostituisce l'infortunato Simoni, linea 4 formata da Balastro, Cordi, Maleo e Quintoni, centrocampo Silvestri e Alessandro, da gira accanto a Cardia, davanti tridente leggero con Giove, Ginagò e Libro. Sarà infatti proprio Giovanni Ginagò da gira da falso 9 per cercare di impensierire palla a terra l'esperta difesa della formazione ionica di Mister Brunetto. Arbitra l'incontro il signor Nasca di Catania, suoi assistenti Falzone e Sirna De Cireale. Qui vediamo i protagonisti disposti a centrocampo, maglia giallorossa per il Città di Messina, completo bianco per il Giardini Naxos. Saranno i padroni di casa a giocare questo primo pallone, con Alessandro che appoggia dietro per Cardia, che invita subito i suoi ad offendere. Prima occasione è sul mancino dell'esperto Quintoni, che ci vuole sul calcio di punizione, debole il suo tentativo, non riesce a impensierire Sciuto. Risponde il Giardini all'altro lato con questa occasione per Ricciardi, che ci prova col mancino, sballato anche il suo tentativo. Guardiamo qui anche la panchina che assiste attonita, imbottita, elementi pescati della formazione allievi da Mister Bellinvia. Qui prova a impensierire ancora Sciuto sugli sviluppi di questo calcio d'angolo. Ginagò riesce a smanacciare in angolo l'estremo difensore del Giardini. Libro intanto si fa 40 metri, palla al piede per poi rientrare col destro. Non trovate però la forza giusta per impensierire Sciuto. Città di Messina che però sale in cattedra qui con Alessandro che pesca Libro, entra in area, ci pensa su 2 volte, poi carica il destro e batte Sciuto per il vantaggio dei padroni di casa. Città di Messina 1, Giardini 0. Marco Libro a sorpresa porta in vantaggio i suoi, sfrutta l'assist perfetto del classe 98 Alessandro, e poi è chirurgico col destro a battere Sciuto. Città di Messina avanti al termine di una prima frazione di gioco tutt'altro che semplice. Esplode la gioia in casa giallorossa. Avranno ancora un'occasione qui con Balastro che entra in area, mette il rimorchio per Silvestri che prova a girarsi col mancino, contrato il suo tentativo. Squadre che andranno così a riposo con Città di Messina in vantaggio grazie al guizzo di Libro. Lo tempo che qui è stato un po' avaro di emozioni, tanto con l'ausilio delle nostre immagini siamo già alla ripresa con Città di Messina che entra subito con decisione in campo, con Alessandro che ci ha provato col mancino. Intanto la palla messa dentro per Silvestri che mette il rimorchio per Giove col destro, non riesce a centrare lo specchio. Città di Messina che ora però chiude praticamente il Giardini Naxos nella propria metà campo. Qui ancora con Ginagò ci prova, dopo un doppio passo col mancino anche lui a impensierire Sciuto. Si aprono gli spazi per i padroni di casa che qui ancora con Giove puntano la difesa avversaria, riesce a metterci prima una pezza a Strapuzzi e poi strepitoso Sciuto in uscita bassa su Silvestri. Si scalda intanto la panchina di Mister Bellinvia con Amante e Bombara. Ancora un tentativo, questa volta di Libro, trova ancora un buon intervento del portiere del Giardini Naxos. Degli sviluppi dello stesso corner ci sarà questa occasione con Giove che prova a coordinarsi col mancino. Città di Messina che sta provando insistentemente a trovare il gol del raddoppio. Qui ancora con Libro e mette dentro per Alessandro che aveva provato a coordinarsi con una rovesciata, trovando però un difensore avversario. Qui intanto Varrica dall'altro lato mette dentro questo pallone che è l'occasione più ghiotta per gli ospiti. È stato Celseo a calciare al volo. Intanto all'altro lato calcio d'angolo messo dentro per Cardia che a 0 metri alla porta non riesce a svettare per firmare il gol del raddoppio. Qui intanto primo cambio con Ginagò che lascia il posto a un rientrante Amante dopo la squalifica e qualche problema fisico. Qui ancora Città di Messina con Balastro che mette dentro un pallone interessantissimo sul quale svetta ancora Cardia. Ancora non riesce a trovare il gol e si dispera
Il capitano quest'oggi è Città di Messina, la reazione del Giardini Naxos è affidata a questo tentativo di Varrica, debole, facile preda di Maisano. Quest'oggi poche volte chiamato in causa dalla formazione ionica, sul finale ci proverà il libro a cercare la gioia personale, ma non ci sarà più tempo. Città di Messina che porta a casa i 3 punti grazie al gol del classe 97, terze vittorie consecutive per i ragazzi del presidente Lorè, che ora ritrovano un po' di continuità. Da Claudio Costanzo per la Wii Sport e quest'oggi è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.